Io sto arrivando a Genida e sto raggiungendo Genida, dove ci sono ancora queste due belle casette su Mezzaghivedda e Zumo di Zelvira, ma in realtà la chiamano adesso così perché Zelvira è vissuta tantissimi anni dopo la morte del marito, ma questa era la casa di zio Daniele Boi, che confinava qui con il comune di Esterzili. Ci sono delle fotografie che lo mostrano chiaramente molto più basso e in queste fotografie storiche si nota la finestrella, ovviamente adesso ristrutturata, di casa di Zelvira. Di casa di Zelvira appunto perché anche io l'ho conosciuta abitata solo da lei e sono venuta a filmarvela e a mostrarvela perché, come notate, c'è un cantiere in corso. Vi dicevo che deve essere intonacata, quindi ristrutturata. Ecco qua, Genida ha questo di bello, che c'è sempre qualcuno che passa e c'è sempre del chiasso. Adesso sono le campane. Allora, quindi tra poco noi non vedremo più questa parte storica del paese perché acquisterà una nuova, come dire, una nuova foggia, ma sinceramente a me mancherà non vedere più questo cemento che sa di tempo che è trascorso, tantissimo tempo. In questa stanza, detta Subasciu, comunicante con il resto della casa, c'era Sabutte zio Daniele Boi, vendeva vino e di fronte, guardate, basta fare semplicemente questo giro e posizionarci di fronte, proprio quasi di rimpetto preciso, c'era Sabutte del nonno Serra, il mio trisavolo, che vendeva vino e anche liquori. Quindi questa, la piazza principale del paese, la più bella. Ecco perché io ne sono costante innamorata. Qui ci sono cresciuta e qui vorrei tornarci, come dire, a vivere almeno in parte. Bene, io da questo angolo bellissimo del paese sono arrivati i muratori che stanno continuando a completare questo ponteggio. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e continuate a guardare perché ci sarà ora la parte che aggiungerò non appena sarà finita la ristrutturazione. Così vedremo il prima e il dopo. Ciao a tutti, buona giornata. La casa di zio Daniele Dessì appare così adesso, che io ho chiamato Boi, ma Boi era zia Elvira. Lui era Dessì. Ciao e Sbiritanus.